Tu mo mi devi spiegare noi come abbiamo fatto a perdere contro a questi, no? Perché io voglio sapere, tu, Napoli, come hai fatto a perdere contro di questi? C'hai Fiorentina 0, Empoli 2. L'Empoli, zitto zitto, si è messo in difesa, contropiede, papapam papapam. Come hai fatto a perdere contro questi scappati di casa? E tieni presente che questi erano i titolari, a Napoli hanno giocato i panchinari. E questa è la cosa grave. Non posso nemmeno bestemmiare, perché sono in hotel a Milano, non posso nemmeno bestemmiare. Quindi, qui sarebbe da scassare tutto, voglio. Sarebbe da scassare tutto. Però poi devo pagare la camera d'albergo, mi fanno pagare in più. Cioè, voglio, è incredibile. Tu come hai fatto a perdere? Come hai fatto a perdere contro questa squadra qua? Contro questa squadra. Eppure aveva giocato giovedì in Europa League. No, in Conference League, scusate. Solo noi possiamo far resuscitare questi morti. Solo noi, e io l'ho detto, erano punti fondamentali con la Fiorentina. Questi sono i punti che ti mancano, e Biccan. La vittoria che avete fatto a Napoli, vinci contro il Napoli e poi perdi, sempre è stato così. La Lazio ha vinto contro il Napoli e ha perso. La Fiorentina ha vinto contro il Napoli e poi quella dopo ha perso, e il Napoli si è ripreso i punti che ha perso nella scorsa di campionato. Quindi, però io mi domando, come cazzo hai fatto Garcia a non vincere contro a questi? C'è nessuno che sta voglio capire. Fatemelo sapere poi qui sotto nei commenti. Cioè, senza senso, senza senso.